Oggi domenica 5 maggio ci troviamo in un albergo cittadino, ha fatto tappa ad Agrigento prima uscita semipubblica di Angelino Alfano, ministro degli interni nel governo delle larghe intese guidato da Enrico Letta. Alfano ha fatto tappa ad Agrigento, ha incontrato gli amici, ha incontrato i sostenitori del Popolo della Libertà. Noi lo abbiamo intervistato, possiamo sentire Angelino Alfano. Queste nuove vesti, come pensa di muoversi anche rispetto al territorio siciliano e al territorio agrigentino? Io farò del mio meglio, questa è la mia città, è la città che amo, è la provincia dove io sono nato, dove sono nati i miei genitori, e quindi farò di tutto per ben figurare e per dare una mano d'aiuto a questa terra così in difficoltà. L'ho sempre fatto, l'ho fatto da Ministro della Giustizia con le leggi contro la criminalità organizzata, non mi è mai capitato di avere compiti amministrativi o governativi sui lavori pubblici, su altre cose, mi sono sempre capitate occasioni puramente istituzionali come la giustizia, adesso il Ministero dell'Interno, però voglio dire una cosa molto concreta. Io sto facendo elaborare un piano e sto studiandolo io personalmente di tutti gli interventi che il Ministero dell'Interno può fare per la nostra città e per la nostra provincia, e spero di completarlo in poco tempo e di poter, completato questo lavoro, riuscire a presentarlo alla cittadinanza. Quali potrebbero essere i campi di intervento? I campi di intervento sono tantissimi perché il Ministero dell'Interno ha svariate competenze, dagli edifici di culto all'intervento per quanto riguarda le amministrazioni locali, senza dimenticare tutti gli ambiti contigui, vicinanti con la protezione civile, perché il Corpo dei Vigili del Fuoco è pure dipendente dal Ministero dell'Interno. Però ancora è presto per dire con precisione quali saranno i possibili interventi. Io però mi impegno a presentare un piano per la città e per la provincia. Oggi, domenica 5 maggio, proprio una settimana fa, il giuramento al Quirinale davanti a Palazzo Chigi è successo quel grave fatto di cronaca. Ecco, in quel momento, ora a bocce ferme, come ha vissuto lei e come ha reagito lei e tutti i componenti del governo? Un giuramento senza sorriso e senza gioia, un giuramento che è stato simbolicamente lì a rappresentare quanto la tensione sociale possa produrre fatti di esasperazione. Si è trattato fortunatamente, almeno così risulta dalle indagini, di un gesto isolato, ma questo non toglie nulla alla gravità del gesto stesso. Noi siamo stati molto vicini ai due carabinieri feriti, ma soprattutto a quello la cui prognosi poi è rimasta riservata, e speriamo davvero non solo di assicurare quel controllo dell'ordine pubblico che non è in discussione, sul quale controllo ci sentiamo di rassicurare la pubblica opinione, ma soprattutto di dare una mano d'aiuto nel superamento di quella crisi sociale, di quella crisi economica, di quella difficoltà, di quella povertà delle famiglie, che spesso è la causa prima, la radice prima delle difficoltà da cui poi originano i fatti di esasperazione e di disperazione. Nel governo Letta 3 ministri e 4 sottosegretari siciliani, secondo lei cosa può e cosa deve aspettarsi la Sicilia dall'impegno dei siciliani? Ma noi abbiamo una vera priorità, che è la questione occupazionale, il lavoro. Quella è la vera battaglia da fare, superare la crisi economica. Per superare questa crisi economica noi ce la metteremo tutta, non sarà facile, ma speriamo di riuscirci. C'è l'IMU, c'è la Convenzione per le riforme, questi possono essere argomenti che in qualche modo potranno minacciare la tenuta del governo. Intanto possono rafforzare il governo, perché se già noi approveremo nei prossimi giorni un decreto che dirà che non si paga la rata di giugno dell'IMU, sarà un risultato talmente importante da consolidare la forza del governo e da dare ai cittadini la prova concreta che gli impegni vengono mantenuti. Lei a Roma ha portato 2 agrigentini, Bosco e Gallo, ecco, sono i suoi punti di riferimento nel territorio agrigentino. Si tratta di parlamentari che devono dimostrare di mettersi al servizio del territorio e di fare tutto quello che è nelle loro possibilità per dare una mano d'aiuto al territorio di Agrigento. Un altro incarico prestigioso, un altro incarico importante per Angelino, torna al governo. Che significa per voi della famiglia? Per noi della famiglia assume un'ulteriore preoccupazione, un'ulteriore responsabilità, però un'ulteriore soddisfazione. Ecco, si aspettava questa carriera straordinaria di suo figlio? Non te lo so dire con precisione, ma io, conoscendo Angelino sin da ragazzo, sapevo che in qualunque campo si fosse mosso sarebbe riuscito. Lei è stato anche un politico, consigliere comunale, assessore comunale ad Agrigento. Ecco, possiamo dire che il figlio ha superato il papà?
Nemmeno paragone c'è, io ho fatto politica a livello locale, Angelino subito è andato oltre. Un figlio d'arte comunque. Ma, diciamo alla politica nel sangue. Sua moglie cosa dice? Qual è stata la reazione? E mia moglie è soddisfatta e preoccupata. Quali sono le cose che raccomanda ad Angelino quando vi vedete? Le cose che raccomando sono sempre le stesse che raccomandavo anche 10-15 anni fa. Sii disponibile verso il prossimo, cerchiamo di aiutare nell'ambito delle cose legittime possibili le persone che hanno di bisogno e nello stesso tempo essere prudente nell'attività politica. Le chiede ancora qualche consiglio? Non le chiede, ma io presumo di dargliele.